Con la posa simbolica della prima pietra si è dato avvio a Loreo, in provincia di Rovigo, al primo lotto funzionale della ciclovia Vento che collegherà Venezia a Torino. Un primo stralcio per ora che andrà da Loreo a Chioggia, in provincia di Venezia. Si tratta di una delle 5 ciclovie che attraversano il territorio veneto e ritenute strategiche a livello nazionale. Abbiamo le condizioni oggi per poter creare un territorio vasto, qual è il Delta del Po, con un ambiente strepitoso, naturale strepitoso, qual è il turista non solo italiano ma anche internazionale che sta cercando. Un'opera che richiederà 360 giorni di lavoro e che sarà un biglietto da visita da presentare ai turisti per l'area del Delta del Po. Questo è un territorio bellissimo e l'unico modo per poterlo assaporare è girarlo in bicicletta a bordo di un battello, e poi se si riesce anche a mangiare bene e a dormire comodi è la cosa più bella che si possa mettere insieme. Quindi insomma contiamo che con questi investimenti infrastrutturali riusciamo a dare anche un nuovo slancio. Presentata inoltre un'altra infrastruttura, il nuovo ponte Rantin lungo l'idrovia Po-Brondolo, che vede Infrastrutture Venete quale stazione appaltante. Un'opera del valore di 5 milioni e 300 mila euro, un ponte innovativo da tempo richiesto dai cittadini. È una tecnologia che è già in uso in parecchi paesi del nord Europa e anche negli Stati Uniti. In Italia effettivamente è una delle prime esperienze che abbiamo e la soluzione, oltre che l'aspetto estetico, paesaggistico, è anche legata al fatto che è più leggero e quindi utilizza meno acciaio di ottime qualità. 425 giorni il tempo di realizzazione del ponte. Noi puntiamo e speriamo di arrivare all'anno di calendario, nel senso che i 425 giorni sono i giorni che sono stati decretati per quanto riguarda l'appalto. Noi puntiamo e ci auguriamo che l'impresa lavori veramente, prima ho fatto la battuta, lavoriamo di notte, però speriamo che veramente l'impresa in un anno di tempo realizzi l'opera.